Un benvenuto alla comunità di Udine radunata in questo luogo. Un benvenuto a coloro che ci seguono e che oggi non potevano essere con noi. E un benvenuto a coloro che ci seguono sui nostri canali social. Vorrei introdurre questo culto di adorazione con un versetto del Salmo 46. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Un giorno per fermarsi e riconoscere. Oggi è un giorno speciale perché possiamo fermarci e riconoscere. Ci fermiamo perché Dio ce lo chiede. Fermiamoci per riconoscere e affermare che io sono Dio. Mamma mia, è un bel impegno. Riconosciamo Dio nella creazione, riconosciamolo nella vita che ha rinnovato oggi in ciascuno di noi. La vita è un dono e quando si sperimenta che può essere anche tolta, allora comprendiamo anche tutta la nostra fragilità nel rimanere impotenti di fronte a questi eventi. Fermiamoci e riconosciamo Dio anche quando le grandi difficoltà sono davanti a noi e bisogna affrontarle. Fermiamoci e riconosciamo Dio con la sua presenza in mezzo al suo popolo. Egli governa e si compiace di stare in mezzo a noi, anche oggi. Ricordiamoci che Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli, prima di ascendere al cielo, ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presenza. Non un giorno senza la sua presenza, possiamo dire. E allora accanto a te, meravigliato, perché Dio ci meraviglia e ci sorprende e ci stravolge oggi nello stare insieme. Guardo a te meravigliato il primo canto di oggi. Degno di ogni canzone che canterò, degno di ogni lode che porterò, degno di ogni respiro che mai farò, vivo per te. Gesù nome al di sopra ad ogni altro nome. Gesù l'unico che poteva salvare, degno di ogni respiro che mai farò, vivo per te, oh per te. Santo come te nessuno, tu l'unico e il solo, guardo a te meravigliato, mostra chi sei e riempi il mio cuore, guidami verso chi ti sta cercando. Degno di ogni canzone che canterò, degno di ogni lode che porterò, degno di ogni respiro che mai farò, vivo per te. Gesù nome al di sopra ad ogni altro nome. Gesù l'unico
ti sta cercando. La mia vita sì, io costruirò sul tuo grande amore, Dio, fiducia avrò in te, Signor, e non sarò mai smosso. La mia vita sì, io costruirò sul tuo grande amore, Dio, fiducia avrò in te, Signor, e non sarò mai smosso. Santo come te nessuno, tu l'unico e solo, guardo a te meravigliato, mostra chi sei e riempi il mio cuore, guidami verso chi ti sta cercando. Santo come te nessuno, tu l'unico e solo, guardo a te meravigliato, mostra chi sei e riempi il mio cuore, guidami verso chi ti sta cercando. La mia vita sì, io costruirò sul tuo grande amore, Dio, fiducia avrò in te, Signor, e non sarò mai smosso. La mia vita sì, io costruirò sul tuo grande amore, Dio, fiducia avrò in te, Signor, e non sarò mai smosso. Signore, guardo a te meravigliato, guardiamo a te meravigliati. Questa mattina davanti alla tua grandezza, alla tua infinitezza, alla tua santità, incontriamo le nostre vite, Signore, che sono state redente, salvate dal sangue del Signore Gesù, e nello stesso momento troviamo anche la nostra vocazione. Mandaci a chi ti sta cercando. Mi faceva molto riflettere e commuovere questa responsabilità che abbiamo di mandarci a chi ti sta cercando. Ecco, questa mattina che ognuno di noi possa essere ancora una volta mandato verso coloro che ti stanno cercando, e noi questa mattina vogliamo adorarti, celebrarti, condividere del tempo insieme perché gli altri possano incontrarti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Vi siete mai trovati in una condizione di gioia emotiva da non riuscire a contenerla? Magari perfino i nostri occhi si sono bagnati di lacrime, perché erano delle eccessive emozioni, delle grandi emozioni che in qualche modo siamo stati coinvolti. Non vi è mai capitato di avere la necessità di esprimerla a qualcuno, questa gioia emotiva, perché è anche una gioia contagiosa. Ecco, l'Apostolo Paolo ci ha insegnato anche questo nella lettera di Paolo ai Romani. Lui aveva una gioia incontenibile, un desiderio di condividere la grandezza di Dio, la potenza di Dio nel Vangelo e attraverso il Vangelo, e lo ha voluto scrivere in una lettera. Romani capitolo 11, 33 a 35, e lui parte proprio con questa esclamazione, questa meraviglia. Lui dice: «Oh, profondità delle ricchezze, della saggezza e della conoscenza di Dio, come imperscrutabili sono i suoi giudizi e come imperscrutabili le sue vie».
poiché chi ha conosciuto la mente del Signore, o chi è stato il suo consigliere, o chi gli ha fatto un dono per essere ripagato? Dio può essere ripagato con un dono. È una gioia incontenibile, perché Dio stesso nella sua infinitezza, nella sua infinita saggezza, nello stesso modo come ha voluto costruire il primo nucleo familiare all'interno di un giardino, ha creato una nuova famiglia spirituale in Cristo, come quella che è riunita anche qui a Udine, abbattendo ogni forma di pregiudizio o di rivalsa dell'uno verso l'altro. Entusiasmo. Quante volte abbiamo nominato questa parola? Entusiasmo. Sono entusiasta. Dal greco entheos, cioè sono entusiasta in Dio. L'entusiasmo vero, quello profondo, quello radicale, quello strutturale nella nostra vita viene da Dio stesso. È Lui che crea un entusiasmo, l'entusiasmo, attraverso una relazione appagante con Lui. Chi tra gli uomini poteva essere il suo consigliere, dirà Paolo? Chi poteva offrirgli un dono per ripagare questo piano di grazia realizzato da Dio stesso? E allora tu sei degno. Eh sì, tu sei degno. Questo è il prossimo canto. Sei l'agnello. Ci alziamo in piedi e vogliamo lodare il Signore proprio per la sua santità, perché Lui è degno della nostra lode, perché Lui è con noi, perché è meraviglioso e sorprendente. È il nome di Gesù. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei il Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo, santo è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi e Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. La tua voce è come il tuono, splendi in maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te, che sei il santo, il solo Re. Santo, santo, santo è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi e Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Meraviglioso
pane della vita e l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, santo, santo è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta lodi a Re dei Re, tutto tu sei per me ed io ti adoro. Santo, santo, santo è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta lodi a Re dei Re, tutto tu sei per me ed io ti adoro. Signore nostro Dio, vogliamo ringraziarti perché sei meraviglioso, perché la tua voce è come un tuono, Signore, la tua potenza è grande e la tua misericordia è infinita. Ti adoriamo, Signore, perché nonostante la tua grandezza, nonostante il tuo essere infinito, sei colui che ha teso la mano a ognuno di noi, a ogni uomo, a ogni donna, affinché potessimo avere una relazione personale con te, Signore. Questa è la grazia che tu hai manifestato in Gesù Cristo, che si è fatto uomo, che ha sofferto le nostre stesse passioni, dichiara la Scrittura. E in Lui conosciamo te, Signore. Grazie per questa rivelazione, grazie per questa mano tesa, grazie per questo amore infinito che ci soccorre dalle nostre miserie per sollevarci e darci la dignità che tu vuoi assegnare a ognuno di noi. Quella relazione personale, quella figliolanza, quella appartenenza, Signore, che ci dà un significato e ci rende degni. Grazie, tutto questo è la tua grazia, il tuo amore, la tua bontà. Noi ti lodiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore, ti ringraziamo perché stamattina ci hai raccolto alla tua presenza. Signore, ti ringraziamo perché ci dai l'opportunità nella nostra vita di poterti adorare e lodare. Signore, grazie perché la tua presenza riempie la nostra vita, il nostro cuore e ci fa traboccare di lode per te. Grazie, Signore, per il tuo amore. Grazie per ogni cosa che ci hai concessa. E grazie ancora per tutto quello che ci donerai, che farai. Signore, grazie perché ogni passo sarai con noi. E grazie, Signore, perché possiamo dedicare la nostra vita a te e possiamo donare noi stessi a te e chi ci sta vicino. Padre Santo, ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie Signore per la potenza di Gesù Cristo. Grazie Signore per il suo sacrificio. Ma tu sia benedetto Signore per la sua resurrezione, per la sua ascesa al cielo. Lode a te Signore perché Gesù Cristo tornerà. Lode a te Signore per
la Gerusalemme celeste, il compimento, il giardino restituito. Lode a te, Signore, perché tu guidi la storia dell'umanità. Amen. Amen. Grazie Signore che in Gesù Cristo ci hai stretti a te in un vincolo santo e giorno dopo giorno, Signore, è più potente di qualsiasi legame umano, parentale, familiare, amicale. Signore, io ti voglio lodare, benedire perché tu sei colui che edifica le relazioni con i tuoi figli. Chiamati a te dallo Spirito Santo, Signore, voglio veramente benedirti e lodarti per ciò che fai nelle vite dei santi. Per questo io ti onoro e ti lodo nel nome di Gesù. Amen. 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 Vorrei leggere un ultimo versetto di quella espressione di meraviglia che Paolo dà proprio nella lettera ai Romani. Versetto 36 dice: poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. Da Lui, per mezzo di Lui e per Lui. Quali sono tutte le cose di cui parla l'Apostolo? È il Dio tre volte santo che in Cristo rivela tutte le cose. Quali sono tutte le cose? Sono proprio quelle espresse nel Vangelo di cui l'Apostolo parlerà in tutta la lettera. E se parliamo di Vangelo, che significa buona notizia, allora, come abbiamo anche pregato, parliamo di salvezza. Da Lui proviene la salvezza, parliamo del Padre, essa è rivelata dal Figlio che si incarna, infine è per Lui che sono tutte le cose. E lo Spirito Santo lavora per persuadere, per convincere, lavora in questa interazione tra Dio, la sua infinitezza e la nostra umanità e ci indirizza ad una scelta al fine di conoscere la fede e conservarla. Oggi abbiamo parlato nella preghiera anche di una fede che si conserva nel tempo, perché c'è la presenza e la garanzia di Dio stesso. La salvezza non è una utopia, un fine incerto e in mano al caso, ma è una realtà. Amen. Alzò le mani, dice questo canto. Cantiamo questo canto alzando le mani anche in modo spirituale davanti al Signore per riconoscere la sua grandezza davanti all'Io sono. Alzo le mani al Re dei Re, al gran Io son, io canto a te, perché sei tu che regni nel mio cuore.
frase: ed al tuo nome la mia lode lo offrirò. Ed al tuo nome la mia lode Un pensiero che in qualche modo ci faccia del bene, ci faccia crescere nella fede e soprattutto che esalta l'uno solo, la parola alla Chiesa. Abbiamo iniziato lo studio delle donne e il Signore ci meraviglia sempre. Quante volte abbiamo letto, riletto Esodo, il tabernacolo, come Dio ha preparato i materiali, ha equipaggiato degli uomini che potevano costruire tutto questo, ha provveduto anche alle pietre preziose, le cose che loro avevano preso in Egitto e si erano portati, e lì mi meraviglia perché dico, se Dio ha un progetto per la tua vita ti darà tutto quello che hai bisogno se siamo fedeli a Lui. E voglio ringraziare il Signore per questo. Grazie Anita. Io vorrei ricordare l'ultimo passaggio che abbiamo fatto quando abbiamo chiuso appunto l'altro giorno la lettera ai Romani. Siamo al capitolo 16, è il versetto 25 con il 26 e il 27. È proprio una dossologia questo, che vuol dire che è un indirizzo di lode al Signore. Posso leggere: a colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'eterno Dio a tutte le nazioni, perché ubbidiscano alla fede. A Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Ecco, è la conclusione dei Romani che ci fa venire in mente come la nostra lode deve essere rivolta in molte occasioni della nostra lettura, della nostra giornata, della nostra preghiera, come stiamo facendo adesso. Dio unico in saggezza, a Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Grazie Vittorio. Io vorrei condividere una riflessione che ho fatto in questa settimana. Ero a lavorare fuori di Udine, ero a Milano per la precisione, e è stata una settimana dove il caos e la caoticità di una città come Milano ti fa rimanere un po' a bocca aperta, perché comunque guidare molto in quelle città così confusionanti è difficile, no? E guardandomi intorno mi sono detto, pensa quante volte purtroppo ignoriamo il pensiero che il Signore continua a lavorare anche nei momenti che i tuoi pensieri sono da altre parti. E vedere questa precisione, non c'è stato un incidente dentro di me, ho detto guarda il Signore che cosa sta facendo, e tante volte non lo ringraziamo abbastanza per le cose che per noi sono normali. E mi sono detto proprio, mamma mia, qui c'è potenza veramente a livelli impossibili, no, da comprendere per noi umani, però sottolineo quante cose normalmente noi diamo per scontato. E allora io volevo proprio condividere questo
ringraziare, proprio sapere di essere consapevoli di quello che il Signore ci sta continuando a donare. Ecco, questa è una cosa che tanto questa settimana mi... Ricchi, molto ricchi, è vero? Sì. Anche nella quotidianità. Grazie, Christian. Ok? Mi sono chiesto in che modo questi simboli ci meravigliano. Abbiamo un Dio che ci ha meravigliato, ci meraviglia. Abbiamo un Dio che attraverso la sua creazione ci lascia conoscere tutta la sua perfezione. In che modo questi simboli ci meravigliano? Allora vorrei leggere con voi dal Vangelo di Giovanni, versetti 19 e 20. E dice così: Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da sé stesso fare cosa alcuna, se non ciò che vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il figlio le fa ugualmente, perché il Padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Possiamo rimanere meravigliati. Ci meravigliamo perché nello stesso momento come ci indirizzano a pensare alla sua morte, questi simboli ci ricordano questo, il suo sacrificio sulla croce, il sangue versato, piuttosto il corpo trafitto alla croce, andiamo subito alla tomba vuota. Ecco la meraviglia. Le persone meravigliate qualche giorno dopo non capivano quello che stava accadendo e poi vedono la tomba vuota, perché la resurrezione ha meravigliato coloro che hanno visto con i loro occhi ciò che è accaduto. La tomba era vuota. Allora, due premesse prima di prendere insieme questi simboli. Se vuoi essere meravigliato da Dio, dovrai prima credere, confessare la tua fede, renderla pubblica, poi testimoniare della fede in Gesù attraverso il battesimo in acqua. E dopo aver fatto questo, avvicinati pure e meravigliati con noi e con Dio. Se non hai fatto questi passi, allora astieniti dal prenderli, perché non potranno meravigliarti se non hai compreso appieno il loro significato. Se invece vuoi scoprire le meraviglie del suo significato, allora parla con gli anziani di questa comunità, che hanno la responsabilità di controllo, di monitoraggio, presiedono questo incontro, per indirizzarti a credere e ad essere meravigliato da Dio. Io credo in te, Gesù. Questo è una confessione di fede. Mentre canteremo questo canto, io credo in te, Gesù. A te, mio Dio, affido me stessa con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani e sono tua per sempre. Io credo in te, Gesù.
per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Ti seguirò ovunque tu andrai, con lacrime e gioia, oh fede, camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Io ti adoro e ti adorerò. Io ti adoro e ti adorerò. Io ti adoro, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Preghiamo. Signore Dio Padre onnipotente e misericordioso, grazie. Grazie perché ci dai anche oggi la possibilità di essere qui nel tuo Tempio a lodarti e glorificarti. E questo grazie alla sì, Signore, dello Spirito Santo, ma questo soprattutto per la missione che il tuo Figlio Gesù ha compiuto in mezzo a noi, per la sua morte straziante, Signore, per la sua gloriosa resurrezione per mezzo di te, Signore. Perché Lui aveva la missione di salvarci, Signore, ci ha salvato attraverso il suo corpo martoriato, il suo sangue sparso sulla croce, che oggi noi vogliamo ricordare per mezzo dei simboli del pane e del vino. Questo pane e questo vino, Signore, possano sì ricordare la morte del nostro Signore, ma possano anche annunciare un giorno la sua venuta, questa venuta, Signore, che sarà in potenza e in gloria, affinché Egli possa raccogliere come una messe il grano che è stato seminato e che ha dato i suoi frutti, Signore. Nel nome potente di Cristo, noi ti gloriamo. Amen. Amen.
Ora ci apriamo all'ascolto della parola di Dio. I bambini possono andare alla scuola domenicale, anche loro tratteranno il tema dell'Esodo o all'anteprima. La maestra mi ha fatto vedere l'anteprima. Pertanto buon ascolto e buon lavoro a tutti. Grazie Gaetano. Buongiorno, buongiorno a quelli da quelle parti e a tutti quelli che sono qui. È un buongiorno perché siamo qui e perché il Signore ci dà la grazia di essere presenti. Io ringrazio il Signore perché già mi ha benedetto, per usare una parola del nostro linguaggio. Ringrazio il Signore per questi cari che hanno già ministrato a noi con i loro doni, con i loro talenti. E ringrazio il Signore per ognuno di voi, perché il solo vedervi mi riscalda il cuore. Non so se a voi vi capita, a me sì. Che siete venuti a fare qui? Quindi se vi siete mossi, se siete venuti all'incontro, se ci siete, ragazzi, ci siamo, Oh, mica siamo al cimitero, siamo alla vita. Molte volte noi, cerco di entrare nel soggetto di oggi, molte volte noi pensiamo la vita come qualcosa di statico. Noi faremo i bravini seduti sulla sedia, facendo le preghierine, e il Signore è là che butta addosso a noi. E invece il Signore non funziona così. Vi potete immaginare la vita di un bambino che nasce, che si sta nella cullina, è sempre lì speranzoso che arriva la mamma e poi ogni tanto qualche papà coraggioso, insomma, che piglia i propri doveri, pure si presenta e rimane nella cullina tutta la vita. Ma vi sembra normale? No, allora vi siete condannati da soli, perché non è normale. Non si può essere cristiani rimanendo là seduti, stando in una posizione pia, in una posizione dedicata, consacrata, e aspettare che tutto ti arriva come una tegola in testa, con anche scritto oggi così, oggi colà. La fede cristiana è una fede che ci mette in moto, è una fede che è nel movimento, è una fede che dopo che si rinasce in Cristo c'è un cammino da fare, e il cammino non si fa da seduti, a meno che non abbiamo qualche problema. Ma anche quelli che hanno qualche problema si muovono lo stesso. Sono un grande esempio per noi, un grande messaggio per noi. Oggi parlerò del tema del custodire. Non so se l'ho già affrontato in questa chiesa insieme a voi, e casomai vi riparliamo di nuovo di questo soggetto che mi sembra interessante. Custodire. Noi custodiamo. Ieri ho fatto un insegnamento insieme a Ornella, praticamente di 7 ore e mezza, sui confini, sui limiti, e a che cosa servono i limiti e i confini, a che cosa serve la mia pelle, per esempio, a non sciogliermi in giro. Vi immaginate, la pelle non mi contiene più e vedete un pezzo di cuore, un osso là, un occhio dall'altra parte, un pezzo di cervello di qua, sparso un po' in giro, no? Liquefatto. A volte siamo liquefatti, ma adesso stiamo bene. Io ci ho messo una foderina qui. Secondo voi perché? Per proteggerla, per custodirla. Mi sono portato traslocato, mi sono portato questo perché custodisco delle cose e sono delle cose importanti per me. Alcune però che sono qua dentro sono più importanti di altre. Per esempio, questo qui non è tanto importante perché non c'è quasi niente, c'è proprio veramente c'è proprio una roba, c'è il deserto, insomma. Però se giro l'altra ed è qualcosa che almeno la metà di questo qui non posso perderlo, perché se perdo questo veramente sono in mezzo alla strada. Sapete cosa c'è? Quindi è messo nella tasca quella più nascosta. Queste qui valgono quasi zero, perché sono delle schedine, quelle che danno nei grossi magazzini. L'unica carta importante è che dice che sono studente.
studente a vita, vabbè, ma è vero, questo è proprio dell'Università di Scienze Umanistiche a Collonges, vicino Ginevra. Quindi, e poi ci sono altre cose che sono interessanti, no? Cioè non piglio una borsetta delle signore perché sennò stiamo qua tutta la mattinata. Questo qui custodisce qualcosa. E perché viaggia con me? Perché mi aiuta a funzionare. Questo è l'occhiale per quando guido, per quando devo guardare in profondità. E io guido tanto. E questo invece è l'occhiale per quando sto qui, se cade, vabbè, lo ripiglio. Ma questo qui è importante. Poi c'è un'altra cosa più piccola. Magari non è molto affascinante perché a furia di stare qua dentro, insomma. Però in questo qui, questa è una piccola custodia di apparecchi che sono circa 5.000 euro di valore. E non è una roba da niente. Quando penso a questo, penso che ci vogliono parecchi stipendi per riempirlo. Perché vi dico questo? Perché non so qual è l'opinione che avete di voi, ma io posso dirvi l'opinione che la scrittura di noi, l'opinione che Dio ha di noi. Quando noi pensiamo a noi stessi e parliamo di essere preziosi agli occhi dell'Eterno, cosa intendiamo con questo? E poi ci autoflagelliamo che siamo gente che non valiamo niente. Quando pensiamo che Gesù ha dato la vita per noi e poi ci autodisprezziamo come valore zero, ma che è venuto a fare Gesù a salvarci? Per salvare che cosa? Allora qui c'è il movimento, allora qui c'è il cammino e qui c'è il tema di oggi. Se mandi la prima, si tratta di fare un lavoro buono per se stessi e per gli altri. Vi leggo la frase in ebraico. Mikol Mishmar Nezor Libeka Ko Mimeno Totzot Chai Im. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Ma ci arriviamo. Il lavoro che siamo chiamati a fare è quello di custodire e non credo che custodiamo per tanto tempo l'immondizia. La custodiamo per raccoglierla e non appena è possibile la buttiamo via. Noi produttori di immondizia ci laviamo, usiamo il bagno, ma non vediamo l'ora di sbarazzarci di ciò che non ha più valore. Ma noi siamo chiamati, noi siamo abituati a custodire. Ci hanno insegnato il valore delle cose da custodire, ma noi siamo da custodire o da buttare via. Dipende dall'opinione che abbiamo di noi stessi, dipende dal valore che abbiamo noi stessi. Qualcuno ha detto che Gesù non è venuto a salvare galline, scatolette o immondizia. Gesù è venuto a salvare persone. Gesù è venuto a proseguire il cammino e l'opera del Creatore per venire a salvare creature. E quando Paolo parla in Atti 17 all'Areopago, parla con quelli che noi diciamo perché noi facciamo sempre la distinzione che ci sono i figli di Dio e poi non so cosa sono gli altri, le creature di Dio. Facciamo questa distinzione per fare serie A e serie B. Ma Paolo parla a coloro che non conoscevano Gesù dicendo che siamo tutti sua progenie. Solo che ci sono quelli che lo conoscono e ci sono quelli che non lo conoscono.
Io ho persone della mia stirpe che ho conosciuto e persone della mia stirpe che non ho mai conosciuto, ma fanno parte della stirpe di Francia. C'è pure un santo tra i di Francia, ragazzi, tenetevi bene. Santo Annibale Maria di Francia, non è che sto scherzando, è vero. Quando studiavo ebraico all'Università di Catania mi hanno portato il libro, perché era in una facoltà cattolica, e si sono pregiati. Abbiamo un pronipote di un santo. Io non l'ho conosciuto, però mi ricordo che mio papà mi diceva che suo papà, quindi mio nonno, si iscriveva, aveva un rapporto epistolare con questo santo. E poi ho detto, meno male che Gesù ci ha fatto santi a tutti. Pure a voi, ragazzi. Cioè, oggi siete ragazzi per me, insomma. Anche a voi. Ci ha fatto santi. Vi è simpatica la Chiesa di Corinto? Non lo so. Ma Paolo scrive ai santi della Chiesa di Corinto. Sono più simpatici quelli della Chiesa dei Filippesi, almeno per Paolo lo esprime, cioè, sono cuore a cuore. Eppure anche lui ai santi della Chiesa dei Filippesi. Non ha fatto né Serie A né Serie B. E anche voi, che ci crediate o no, siete santi. Io ci credo, perché è Cristo che ha dato la vita per me. Io ci credo perché Gesù ha fatto sul serio per salvarmi. Io ci credo perché Dio ha dato il meglio che aveva per salvare me. E mi dichiara la preziosità che ho ai suoi occhi. E tranquilli, questo non nutrirà mai il mio narcisismo. Nutrirà la mia gioia nel Signore, la mia riconoscenza al Signore per la grazia che ho avuto. Si comincia dalla pagina 1, quindi cerchiamo la pagina 1, vai avanti col prossimo, ma ci scontriamo con un problema. E il problema è proprio questo. Il problema è un allarme. Il cuore dell'uomo, pensate un po', dopo tutto quello che vi ho detto, no? Vi ho proprio cercato ed è la verità, È la verità, siamo preziosi. E poi c'è un allarme, c'è un problema. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Questa è la domanda. Chi potrà conoscerlo? E il verbo conoscere lì è anche investigare, andare fino in fondo, capirci qualcosa e insomma tutto quello che è nella relazione con noi stessi e negli altri. Questa è la domanda. E quando leggiamo un verso così, da Geremia capitolo 17, noi siamo spezzati in due. Dove ci troviamo con un versetto così? E l'allarme è giusto, e la parola di Dio è giusta, ma ci arrivano delle risposte, vai oltre, e la risposta è proprio questo. Dice proprio io, il Signore, quasi è Yahweh, che investigo il cuore e che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Tranquilli, vi potete ingannare gli uni e gli altri come voi volete e come e quando potete. Potete ingannare tutti quelli che volete, ma non possiamo ingannare il Signore. Quante volte nelle epistole c'è scritto, tranquilli, non vi potete ingannare, non vi ingannate. Tranquilli, non vi ingannate, perché tanto se siete su questa strada siete su una pista lontana dalla via del Signore. E noi lo sappiamo, quando siamo sulla pista del Signore e quando siamo fuori pista. Ma la consolazione, perché molte volte quando siamo da bambini la conoscenza dei nostri genitori si sconvolge perché indovinano tutte le cretinate che facciamo o se abbiamo mangiato Nutella perché ovviamente ce la siamo spalmata pure sugli occhi. E non si sa come sta madre ha scoperto che abbiamo mangiato la Nutella, come si fa? Certo, mangiando la Nutella ce la siamo spalmata pure sugli occhi, insomma, la madre è onnisciente e il padre, insomma, ogni tanto. Il padre farà sempre di meno, però, insomma.
Comunque non si sa perché. Ma qui invece dobbiamo vederlo come il conforto per la nostra vita. Perché quando si svela una marachella, si rivela anche la strada per recuperare e per andare oltre la marachella. Quindi recuperare l'errore, ma nel caso in cui c'è un danno, c'è un peccato, poter chiedere perdono, scusa, perdono a Dio, perdono gli uni agli altri, scusarsi gli uni agli altri. Quindi la verità di Dio non ci deve sconvolgere. La verità di Dio ci deve dare conforto, perché la verità di Dio che rivela chi siamo, quando abbiamo qualcosa da correggere, è quella verità che ci vuole portare alla santità. È quella verità che ci vuole portare sulla retta via. È quella verità che ci vuole portare sulla buona strada. È quella verità che ci vuole portare al fatto che noi apparteniamo a Lui. Santo significa appartato. È quella verità che ci dice: figlio mio, ti voglio con me, figlia mia, ti voglio con me, allora datti una giustatina. E questa è la rivelazione, questa è la conoscenza di Dio. E questa conoscenza l'ha messo dentro di noi attraverso lo Spirito Santo. Vi sto dicendo cose nuove? No, ma sono cose che dobbiamo vivere ogni giorno e ogni giorno. Essere consolati, confortati dal fatto che il Signore ci sgama, dal fatto che non possiamo fare troppi furbetti. Possiamo fare i furbetti con la moglie, con il marito, con i figli, con i genitori, no? Ognuno di noi ha il proprio territorio segreto, ha i propri, segretucci. Teneteveli, non li vuole sapere nessuno. Ma la cosa importante è essere lì, sapere che c'è il Signore e che la sua luce, la sua conoscenza ci porta a vedere noi stessi. La sua luce e la sua conoscenza è lo specchio per noi, per dirci chi siamo. E se amiamo il Signore, dobbiamo avere il coraggio di dirci: grazie Signore, mi devo dare una giustatina. Grazie Signore che mi hai fatto arrivare questo messaggio. Grazie Signore che mi ha mandato questo input, si dice oggi. Grazie Signore che lo Spirito Santo non ha taciuto e ha sollecitato la mia coscienza e so cosa devo fare. Io il Signore, Yahweh, l'ho scritto apposta. Penso che adesso lo sapete perché lo spiego ogni volta. Yahweh è il nome che Dio usa nella relazione con noi, con coloro che lo temono. E lui dice: io sondo i cuori. Io metto alla prova le reni. Ora, le reni nel linguaggio ebraico sono i sentimenti, per retribuire a ciascuno secondo le sue vie. Ha tutta la mappa completa sotto gli occhi. Quindi se noi stiamo andando un po' fuori strada, a parte che già lo sappiamo, perché se lo Spirito Santo in noi non è che lui fa silenzio, Cioè, lo Spirito Santo è ragazzo, già lo sappiamo. E se non lo sapete vi dico anche un'altra cosa, che tutti noi siamo complici dei nostri peccati. Se non lo sapevate ve lo dico io, non c'è nessun peccato che noi facciamo da innocenti, perché siamo dentro di noi, sempre e comunque. Allora abbiamo bisogno che c'è questa luce, questa parola che ci illumina, che ci confronta, che ci rivela e che ci dice: io sono lento all'ira e di grande misericordia, ma non ritiene il colpevole come innocente. Quindi è un Dio di giustizia, Nahum capitolo 1, e allora ci richiama alla retta via. E anche dice lui che retribuisce secondo il frutto delle azioni che facciamo. Quindi non è nemmeno smemorato. E mi ricordo di Gesù che ha detto che se uno di noi dà un bicchiere di acqua a uno di quelli minimi,
a uno di quelli che noi classifichiamo i più piccoli di questo bicchiere d'acqua non perdiamo il premio. E io vi do un premio oggi. Vi faccio detentori di un premio, perché il vostro bicchiere d'acqua io me lo prendo. Mi avete dato un bicchiere d'acqua? Al vostro premio. Vai avanti nel frattempo. A quella risposta che è disarmante, grazie. Questo qua è stato notato già. Non prendo io nota dei premi che abbiamo per noi, è il Signore, e ha ottima memoria. A quella domanda e a quella risposta che a volte può essere disarmante e a volte può essere anche produttrice di paure, allora noi abbiamo questo invito del profeta Ezechiele, quando le cose sono nel punto quasi più critico della storia del popolo di Dio, e c'è questa promessa. Siamo partiti da una domanda, da un'affermazione, da una preoccupazione, da un allarme, il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, tutto questo. Bene, lui stesso, il Signore, ci pensa a fare un trapianto di cuore. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Questo è proprio il procedimento al contrario. Qualsiasi tessuto si indurisce, va verso l'indurimento, ma qui abbiamo proprio l'esatto contrario. I cuori di pietra trapiantati, sostituiti da cuori di carne. I cuori duri, e se batto più forte mi faccio male la mano, sono sostituiti da un cuore di carne. Ora il cuore, nel linguaggio ebraico, è il cervello. Quindi può cambiare una testa dura, Può cambiare una testa dura, ma anche una mente indurita. Una mente che è come una pietra, una mente che è blindata, una mente che ha fatto delle decisioni dure, forti. Una decisione che avevo fatto io difficilmente parlo di me, ma quando ero ragazzo a un certo punto ho detto nella mia vita io non piangerò più, ho già pianto troppo nella mia vita e vi garantisco che per anni non è uscita una sola lacrima dai miei occhi, perché il primo giorno che potei piangere di nuovo ringraziai il Signore perché il mio cuore era tornato morbido, cioè i miei pensieri si erano di nuovo riformati per poter essere con un cuore di carne, per avere la sensibilità verso gli altri. Chi mi aveva portato a quella decisione erano dei cuori di pietra, dei cervelli di pietra, delle menti ottuse. E non dico altro, ma penso che ci capiamo. Ma il Signore ha fatto questo trapianto. Ha ammorbidito la mia vita, ha ammorbidito il mio cuore. Se parliamo di cuore lo sentiamo un po' meglio, ma soprattutto ha ammorbidito i miei pensieri. Ho cominciato ad amare mio padre. Ho cominciato ad amare i vecchi, che a volte sono difficili da amare, molto difficili. E tante altre categorie che mi avevano portato alla decisione di diventare un cuore blindato. E il Signore ha cambiato la mia vita. Ha cambiato l'orientamento del mio pensiero. Ha cambiato l'orientamento
del mio pensare e del mio camminare e del mio comportarmi. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete. Quando è avvenuto, ho ringraziato il Signore. Ho ringraziato il Signore. Perché quando si ha una mente indurita, quando si ha un cuore indurito, non soltanto si soffre, ma si fa anche soffrire. A proposito di cuore, mi è venuta alla mente, mentre pensavo a voi, stamattina, il grande comandamento che viene descritto da Gesù in Matteo 22, 37, e anche Luca 10, 27, e anche Marco 12, 30, per chi sta scrivendo, in cui si parla di cuore. Ora, i sentimenti sono le reni, come abbiamo letto nell'altro versetto, ma si parla di cuore. E quello a cui siamo chiamati da questo comandamento che Gesù dichiara il principale, che riprende anche il comandamento dato nella Torah, nell'istruzione, nell'Antico Testamento, è di amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, cioè con tutto il tuo cervello, che sia un amore intelligente, che sia un amare Dio pieno di conoscenza, di intelligenza, che non è la bigotteria, ma è l'intelligenza di essere, perché il Signore ci ha creati intelligenti. E perché con la nostra intelligenza, con il nostro cervello, possiamo amare Dio. E poi si parla con la tua anima, e la parola che c'è scritto lì è psiche, con tutto ciò che è l'aspetto psicologico della nostra vita, quindi con tutto l'aspetto intellettuale della nostra vita, con tutto l'aspetto psicologico della nostra vita, e poi con tutta la tua mente, che sarebbe il nous in greco, che sarebbe tutto l'essere interiore. Tutto ciò che è in noi possa essere utilizzato, usato, messo a disposizione, impegnato per amare Dio. Ora, la parola che c'è scritto qua è il verbo agapao, e la radice del verbo agapao è che non esiste sulla terra. È un amore, la alfa privativa, e che significa terra. Non c'è sulla terra. E il Signore è meraviglioso, perché Giovanni 3,16 dice che il Signore ha agapato il mondo, parte da Lui. Il Signore ci ha amato con questo tipo di amore, che ha fatto in modo che quando noi incontriamo, questo amore entra in noi e siamo in grado di usare questo amore di Dio per la riconoscenza verso Dio e per l'amore verso il prossimo. Perché anche quando dice ama il prossimo tuo come ami te stesso, c'è lo stesso verbo. Che è un'altra storia di quello che ho detto l'altra volta quando si parlava di Filadelfia, di amore fraterno, che invece è l'amicizia. Là dobbiamo lavorare, anche lì un altro aspetto di essere in moto, di essere pratici. E qui un altro aspetto di essere pratici, in un altro campo, in un altro modo. Ma l'amore che ci porta alla riconoscenza a Dio è questo amore che Dio stesso ha riversato verso di noi per poterlo amare. Perché altrimenti non ce la facciamo, non ce l'abbiamo. Abbiamo un'idea di Dio, sarà Dio da qualche parte, ci sarà una mano divina, ci sarà un piede divino, anche un bicchiere di vino, cioè, tante cose ci sono. Però quando incontri il Signore, quando percepisci l'amore di Dio, quando trovi questo Padre che accoglie la tua vita, quando Lui riempie il tuo cuore, quando la tua coppa trabocca,
quando la tua bocca può parlare, come dice il salmista, che poi lo riprende Paolo proprio nell'Epistola ai Romani: ho creduto, perciò ho di che dire, ho creduto, perciò io parlerò. Allora lì c'è questo amore di Dio che ci ha incontrato, che diventa questa fonte dentro di noi per poter amare gli altri, e intanto amare gli altri. E poi le amicizie si costruiscono, questo è il passo, lo step numero 2, il passo dopo. E poi Luca e Marco aggiungono a questo grande comandamento anche tutte le tue forze. Anzi no, tutta la tua forza, globalmente, ma nel Deuteronomio è al plurale, di amare Dio con tutte le nostre risorse, con tutte le nostre forze. E questo è possibile? Andiamo alla prossima diapositiva. Se dunque uno è in Cristo, egli una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. Questo versetto dimostra esattamente quello che ho appena detto. Solo che non è che quello che accade a noi è che se siamo in Cristo noi, prima c'era la creatura e poi non c'è più, sparita, non c'è più, prima c'è una creatura e poi non c'è più, sparita, non c'è più. No, non significa quello. No, non significa quello. Significa che il Signore ha preso ciò che non era amabile e lo ha fatto diventare amabile. Perché la parola che c'è scritto là come nuovo non è la parola come nuovo, come creazione, cioè prima non c'era niente e poi c'è il nuovo, ma c'è la parola di rinnovare. Nuovo nel senso di rinnovare. E quindi il Signore, quelli che eravamo noi, non amabili, vi ricordate la preoccupazione? Il cuore dell'uomo, la mente dell'uomo è insanabilmente maligna. Robe da brividi, eh? E il Signore invece ci ha accompagnato passo passo per poter prendere queste persone che non eravamo amabili per nulla, nemmeno per noi stessi, e il Signore ci dichiara amabili, ci rinnova. Anche il nascere di nuovo, la nuova nascita. Giustamente la preoccupazione di Nicodemo qual era? Signore, ma uno così rientrerà dentro la mamma, insomma. Capisco che non sei sposato, Signore, però. E il Signore gli dice, Nicodemo, mettiamo i puntini su lei. Quello che è della carne, è carne. E quello che è dello spirito, è spirito. È lì che bisogna lavorare. Ed è lì che ha portato la risposta, il Signore. Ed è lì che ci ha dato l'opportunità per noi di poter essere nuovi. Laddove c'era la morte, dove c'era la separazione fra noi e Dio, il Signore ha portato la vita, ha rinnovato la nostra vita. E allora, attraverso l'amore che viene da Lui, noi possiamo amare di ritorno nella riconoscenza a Dio, nella lode e l'adorazione, e possiamo immaginarci, e possiamo praticare, e possiamo pensare di amare anche gli altri. Ora, alcuni sono amabili, alcuni sono antipatici. Ve l'ho detto sempre, non so perché il Signore a certe persone le salva, però le ha salvate. Cosa gli volete dire? Perché l'hai salvato? Cosa gli volete dire? Perché l'hai salvata? E qui tutto il nostro cammino di costruzione fraterna, di costruzione personale, di rinnovamento della nostra mente, di allargare la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, pian pianino, accompagnati dall'amore di Dio che ci invita ad andare oltre un passo dopo l'altro, perché il Signore è benigno,
ci ama. Allora veniamo qui. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono, se l'altra diapositiva, le sorgenti della vita. E questo quello che noi siamo chiamati a fare. Tutto il bene di Dio lo ha messo dentro di noi. Quindi significa lì custodisci la tua mente più di ogni altra cosa. Noi tante volte giochiamo con l'ambiguità delle parole. È una questione di cuore, quindi con la mente faccio altro. No, signori miei, è una questione di cervello, è una questione di mente. Custodisci la tua mente più di ogni altra cosa, perché dalla tua mente provengono le sorgenti della vita. Poi vi dico cosa dice l'ebraico, ma intanto va bene così. Non è sento, non sento. È proprio il nostro intelletto, il nostro apparato cognitivo che viene preso in considerazione. È la fabbrica dei nostri pensieri. È l'uso della nostra intelligenza che viene preso in considerazione. E noi dobbiamo capire, vedere, ascoltare, ma anche scegliere come usare il nostro cervello. E che ci posso fare più forte di me? Se già riconosci che è più forte di te, vuol dire che ci puoi fare qualcosa. Non ce la fai da solo, fatti aiutare. Non ce la fai da sola, fatti aiutare. Cosa fanno i bambini quando hanno bisogno di qualcosa? Sanno che la possono prendere, sanno che la possono raggiungere. Cosa fanno? Ditelo voi, dai, che lo sapete. Cosa fanno? Ah? Come? Chiedono aiuto. A chi? A papà, a mamma. Identifichiamoli questi aiuti. Bene, ci sono persone intorno a noi che ci possono aiutare. Ce la facciamo da soli? Benissimo. Signore, wow, ce l'ho fatta. Non ce la fai da solo? Hai lottato una volta, 2 volte, 3 volte. Signore, fammi aiutare l'aiuto adatto. Fammi trovare chi può aiutarmi in questo, in questo, in quest'altro. Questa è sapienza, questa è intelligenza. Ora vi dico che alle donne viene più facile chiedere aiuto. A noi uomini, non ci chiedete di chiedere aiuto. Mi sbaglio, ragazzi? Mascoli, mi sbaglio? Non ci chiedete di chiedere aiuto, perché per noi chiedere aiuto significa la squalifica frontale della nostra identità. Un uomo che chiede aiuto non è un uomo. Va bene detto quasi in siciliano, ve lo traduco in italiano. Un uomo che deve chiedere aiuto, siamo sicuri che è un uomo. E però soffriamo, e però affondiamo, e però ci trasciniamo con i denti, e però in cambio di andare avanti andiamo indietro. Magari ci rannicchiamo in qualche preghiera, magari chiediamo, ancora insistiamo. E non per niente c'è scritto: sollevate le mani cadenti, rafforzate, stabilizzate le ginocchia vacillanti. E lo sta dicendo agli altri credenti, per i credenti. Non c'è scritto fate una riunione di preghiera, fate un digiuno per qualcuno che ha le mani cadenti. Sta dicendo all'azione, aiutatevi gli uni e gli altri. Mi sembra che è scritto nella Bibbia, mi pare, di aiutarci gli uni e gli altri, vero? Portare i pesi gli uni e gli altri, c'è pure, chiedo conferma a Riccardo perché non si sa mai dove si sbaglia.
Ci sono scritte queste cose nella scrittura, gli uni e gli altri, che nel greco è una sola parola. E la dice lunga l'essere una sola parola, in italiano sono 4 parole. Ci vuole una settimana per pronunciarle. Vieni Riccardo, dai. Se vuoi venire vieni, se no chiamo un altro. Ecco. Mentre in italiano è l'uno, l'altro. Ora in greco è già direttamente al plurale. Gli uni e gli altri, ma è unica parola, se permette, se no invito una signora che la prendo a braccetto meglio. Ok? Gli uni, gli altri è questo. Gli uni con gli altri è questo, essere uno di fronte all'altro. Noi tante volte ci abbracciamo, però adesso facciamo un po' di ginnastica e speriamo di non cadere. Scusa, me lo dai l'altro braccio? Ecco. Questo si faceva in palestra? Sì, no, ma questo è l'abbraccio, molte volte un abbraccio evangelico di nuova generazione, di nuova produzione. Si è sempre gli uni e gli altri, c'è sempre il calore delle spalle, quella è una stufa elettrica, ma non lo vedo. Siamo molto vicini, anzi più vicini di così, ma non lo vedo, non mi intriga, è molto lontano da me, talmente vicino che anche troppo lontano. Ma il termine allelus, gli uni gli altri, è così. Ora, come vi ho detto l'altra volta, ci vuole coraggio per amarci, per camminare insieme, ma ci vuole lavoro, perché è possibile. E per questo c'è questa promessa, che se siamo in Cristo siamo questa nuova creatura, siamo questa creatura rinnovata, le cose vecchie sono diventate nuove e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù. Allora abbiamo bisogno, eravamo sul fatto di custodire il cuore, cioè custodire il cervello più di ogni altra cosa. Quando una persona diventa disabile significa che ha terminato. Quando si arrivano a certi gradi di Alzheimer o di altre malattie, diciamo verso la vecchiaia, diciamo papà non c'è più, la mamma non c'è più, perché anche se c'è è il cervello che non funziona più. Per questo motivo siamo chiamati veramente a proteggerlo il più possibile. Perché? Perché da esso provengono le sorgenti della vita. Ve lo leggo in ebraico. Custodisci, sì, c'è la prossima, vai, c'è scritto qua. Il quadrettino mio ha spostato un po' le cose. Comunque dice questo, custodisci, proteggi il tuo cuore più di ogni altra cosa degna di essere protetta e custodita. Ora potete capire perché chi ha tradotto il versetto l'ha messo come l'ha messo. Quindi siamo chiamati a questo. Significa pure proteggi, custodisci il tuo cuore da tutto ciò che è vietato, che non si deve fare. Questo è il significato delle parole che sono lì. E non credo che hanno bisogno di molte spiegazioni. E così, GDF sono io, ho scritto che letteralmente da tutte le protezioni, cioè da tutte le cose di cui ci si deve proteggere, proteggi il tuo cuore, cioè il tuo cervello, poiché da esso le scaturizioni della vita. Da esso provengono, vengono fuori le scaturizioni. Non è uno solo scaturire, ma è proprio questo fiume che si allarga, questo ramificarsi di tutti gli aspetti della vita. Perché il nostro intelletto non ci aiuta soltanto in una parte. Il cervello nostro non viene soltanto in chiesa e poi al lavoro non c'è. Il nostro essere spirituale non è soltanto in chiesa e poi non so, al magazzino non c'è. C'è sempre. Noi siamo chi siamo sempre e comunque.
Il termine significa custodire, come tante volte si custodisce un criminale in una prigione, nel senso che il custodire è talmente sicuro che chi è là dentro non può fare male più. Siamo chiamati a proteggere noi stessi. Siamo chiamati a fare questa custodia, a costruire le custodie di protezione per noi, perché in questo modo proteggiamo la nostra vita e ancora di più proteggiamo la vita che Dio ci ha dato. Questo compito il Signore l'ha affidato a noi. Lui è Dio della grazia, Dio della salvezza, Dio della provvidenza, Dio anche della protezione, ma a noi ci ha detto di essere vivi, funzionali, intelligenti e funzionanti. E che ci posso fare? Tutto ci puoi fare. E come faccio? Vai a chiedere informazioni. E come faccio? Chiede a qualcuno che ne sa un po' più di te e che ha più esperienza di te. E come rispondo? Vai a studiare, perciò si fa lo studio biblico anche in chiesa. Vatti a informare da chi ne sa più di te. Il Signore ha donato delle persone alla Chiesa per poter vivere questo. Un salmo meraviglioso, il 36, versetto 9 dice: poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Meravigliose parole. Voglio andare alla fine, sì. La prossima non la mettiamo, ma questa qua sì. Quindi, allora, cosa vogliamo fare? Qual è l'antivirus che ci possa aiutare a prevenire malori o malesseri nella nostra vita e che ci possa aiutare a crescere, a mantenere la custodia di ciò che noi abbiamo dentro questo, tutto ciò che dentro questo recinto ci sono i nostri tesori. La parola principale è vigilare. Vigilare attraverso la comunione con Dio, questi momenti di devozione personale. Guardate che la Bibbia non morde, la potete prendere di mattina, di pomeriggio, di sera. Quando non dormite, se avete bisogno di dormire, prendete qualche capitolo del Levitico e vi addormenterete subito, immediatamente. Ma se volete nell'insonnia imparare qualcosa di più, vabbè, prendete altre parti della Bibbia. Ma se avete bisogno di dormire, soprattutto i primi 6 capitoli del Levitico, vi addormentate. Prendete le genealogie, leggete parola per parola, e vedete che ha un effetto molto forte. E una cosa bella che mi raccontava mia madre è che mi addormentavo con la Bibbia sulla faccia. E questo è molto bello. È un bel ricordo per me stesso. È un bel ricordo che posso dire a me stesso: ho amato il Signore e lo amo ancora. Anche voi avete amato il Signore, amatelo ancora. E poi ancora la comunione con la Chiesa, una vita impegnata nel servizio della Chiesa. Questo ci aiuta gli uni e gli altri a vigilare gli uni e gli altri, a incoraggiarci gli uni e gli altri. Te ne accorgi quando qualcuno non sta così bene. Ora, se vuole dirtelo, te lo dice, se non te lo vuole dire, non te lo dice. Ma qualcuno forse magari aspetta: come stai? Come va? Tutto bene? E se non volete dirgli niente, non c'è bisogno che glielo dite. Però potete sempre chiedere: prega per me, aiutami nella fede.
lotta insieme a me, o delle situazioni importanti. Non hai bisogno di dire i dettagli. A volte sono cose nostre, strettamente nostre. Non c'è bisogno di dire niente. Ma se hai un fratello o una sorella, gli dici: prega per me. Aiutami con la preghiera, è il massimo che posso ricevere. Bene. Se ti vogliono bene, se ti amano, pregheranno per te. Poi ancora abbiamo vivere in modo degno del Vangelo di Cristo, cioè essere coerenti agli standard proposti dalla parola di Dio. E qui non è che si scherza, Siamo tutti chiamati a vivere come in un modo degno. Mi piace questa parola di Cristo, però quanto dignitoso è essere degni di Cristo. Non so se avete mai provato questa soddisfazione. Mi sono comportato in modo degno di Cristo. Wow, è andata bene. Ho potuto vivere coerenza cristiana, spirituale, etica, coerenza col mio pensiero, perché è un pensiero di Cristo, perché è un pensiero delle Scritture, questa coerenza. E ancora cercare di promuovere la santificazione, senza la quale, dice Ebrei, capitolo 12, ci possiamo scordare di vedere il Signore. Ma vi do la buona notizia che tutti quelli che abbiamo conosciuto il Signore abbiamo voglia di vedere Gesù e quindi ci incamminiamo in questo cammino che a volte è un po' difficoltoso, ma tranquilli, che il Signore ha messo dentro di noi lo Spirito Santo che ci incoraggia, ci conforta a fare il prossimo passo e poi ad essere portatori della gloria di Dio al nostro prossimo. E come pensate che devono vedere le persone il profumo di Cristo? Dovete considerare la Chiesa come una profumeria. E sono due le cose. O le persone vengono a improfumarsi, o andiamo noi a improfumare. Scusa, già ce lo mettiamo addosso il profumo di Cristo, va bene? E poi abbiamo le nostre bombolette, improfumare un po', ecco, con le nostre azioni, con il nostro pensiero. Le persone lo vedono se avete qualcosa di diverso. Non c'è bisogno nemmeno di camminare con l'etichetta qui, cristiano, evangelico. Non c'è bisogno. Quello che è necessario è essere chi siamo in Cristo. E posso dire essere noi stessi perché noi siamo in Cristo. Paolo conclude verso la fine dell'Epistola ai Corinzi: io sono chi sono, è un pronome personale lì che è detto, io sono chi sono per la grazia di Cristo. E quindi incoraggia i credenti a impegnarsi perché il lavoro, l'impegno in Cristo non è invano. E quindi cosa vi posso dire io? Mi prendo in prestito le parole dell'Apostolo Paolo per dire: fratelli, sorelle, vi piace più ragazzi? Ragazzi, la fatica nel Signore non è inutile. Anche per voi che siete là, quelli che sono qui, quelli che siamo qui, quelli che uscendo da qui cominceremo a vivere in questo mondo, dovunque e sempre. L'attività, quella parola è ampia, che noi diciamo la fatica, non si tratta solo di fatica, si tratta di azioni, si tratta di impegno, si tratta di tutto quello che impegna le nostre risorse. Amare il Signore con le nostre forze, le nostre risorse. Allora tutto questo non è vano. Oggi vi ho dato l'opportunità di avere un regalo in cielo. Non è che avete fatto una grande fatica per questo. Non sto scherzando. Io se lo parlo sul serio. Perché questa bottiglietta me la porterò. Un altro regalo per voi. Preghiamo. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai preso dall'impossibile
quell'impossibile che non era possibile raggiungere da noi per venire a te, per essere riconciliati a te. E da quell'impossibile, Signore, dalla strada verso l'inferno, tu ci hai portato alla strada verso la gloria eterna e la grazia tua. Hai trasformato la nostra vita, hai trasformato la nostra mente. E adesso, Signore, cosa ti possiamo chiedere? Come tuoi figli diletti, ti vogliamo chiedere che tu ci possa rinnovare il desiderio, la voglia di poter essere impegnati in una costruzione nostra, interiore, in una costruzione spirituale, in una costruzione cognitiva, illuminata dalla tua parola, illuminata dal tuo spirito, affinché noi possiamo imparare da te, Gesù, nostro Maestro, a sapere come vivere la nostra vita, a sapere come accogliere gli altri, a sapere come stare in questo mondo, a sapere come vivere gli uni insieme agli altri e noi in questo mondo. Signore, fa che tutto quello che hai messo in noi possa essere trasferibile agli altri e che noi possiamo essere dei portatori sani della tua grazia e della tua gloria, affinché, oltre a essere ricchi noi, possiamo arricchire tanti. Signore Gesù, ti vogliamo chiedere che tu possa aumentare la luce in noi, il desiderio di camminare nella luce. E Padre Santo, ti chiediamo le forze per poter camminare con te, perché tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, l'ultimo canto, Il tuo nome, e poi salutiamo, diamo i saluti a tutti.
Bene, nel nome di Gesù vi salutiamo questa mattina e vi auguriamo tante benedizioni per chi ci ha seguito. Abbiamo dei saluti eventualmente sulle chat, così possiamo anche ringraziare se ci sono dei... Ok, bene. Libera soltanto. Libera. Ok, ringraziamo Libera per i saluti e ancora una volta rinnoviamo il nostro saluto dalla comunità verso tutti quelli che ci hanno seguito.